No, I'm not a writer. Ok. Dove sei, Yuri? So tipo davanti al cimitero. Buono davanti al cimitero, molto buono. Oddio. E quella merda lì come pensi di fare? Pensavo un giorno che quando andrò al falegname, adesso non so se ce la farò quella giornata o in un secondo step, di fare dai pizzi della GoPro verso di qua una specie di mensoletta, no? Hai capito? Attaccata sotto, sempre in legno ovviamente, e tipo per infilare, boh, CD, quelle robe là, cioè alta, boh, così, una cazzatina, 5 cm, così mi copro quello schifo e ho anche un po' di portaoggetti. E anche meno di 5 cm, sì vabbè, era così per dire, orsù. Vabbè dai, laviamo sti piatti, laviamo i piattini. Ho messo tutto ancora da nuovo, tra il sotto del frigo, no? E tra il bagno che butta fuori l'odore di vernice, fuori. Curati il mio bellissimo dispenser di sapone. Tac! Fantastico. Esteticamente non è proprio il massimo grigio, avrei preferito forse bianco, non lo so, un po' più semplice, un po' meno Star Trek. Dove abito oggi? Beh, prima di abitare bisogna aprire. Apriamo. E rifò, dove abito oggi? Ma come? Ah, dal meccanico. Ah, ciao camper acquatico. Ciao camperino. Ti abbiamo un po' squartato perché digli hai un semiasse rotto. Beh, così stanotte si dorme dal meccanico. Che capigliatura wild che ho oggi, devo andarmi a pettinare. Adesso andrei a farmi un giro in bicicletta in centro a Jesolo. Manga massa. Perché allora non è Natale, non è il 25 di dicembre, non mi sono preso avanti quei video, però è arrivato Babbo Natale in anticipo, un regalino, dai. L'amico Cesare e Maria Rosa che mi hanno portato talmente un disastro di roba che te la faccio vedere. Ma no, sono tre cose, no. Il disastro, ma te lo tre cose. Camperisti anche loro che sono venuti qua a Jesolo, hanno colto l'occasione così per trovarci, ci siamo ubriacati, droga, il disastro, droga e rock and roll, il disastro, brutta gente, veramente brutta gente. Bravissimo. Grande Yuri. Se non succhi non sale, sei un vecchio maiale, se non succhi non sale. Buonasera bella ragazza. Si paga il pegno per montare. No, sto lavando i piatti. Mi ha regalato il mare di roba, sta tutto davanti pieno. Allora, mettiamo l'acqua a bollire. Ci vuole un minuto. Buono. Ci vuole un minuto. Gli oscuranti termici, interni ed esterni. Dopo i cosi, che però gli ho detto senza che si offendano non li uso, delle robe da mettere sotto le ruote che gli regalo. Cugni. Brava, sì, ecco, non volevo usare termini troppo tecnici. Sei troppo maschio. E allora glieli regalo agli altri zingani. Ma perché non ti servono? Se ti metti un po' in... No, figurati, cazzo me ne frega. Metto 4 pietre. Ma mi fermo alla cazzo, cioè proprio non me ne sbatte un cazzo di niente. È una filosofia di vita bellissima che si ripercuote anche nei parcheggi, solo in qualsiasi cosa. C'è la vastità del cazzo che me ne frega, butto il camper là come viene. Basta che non sia troppo inclinato, se no no. Se non mi rubalto l'acqua. No, non sì, anche quello. Sì, abbiamo tutto, vuoi di tarallucci? No, grazie. Di che non ti piacciono? No, sì. Ah, ecco. Meno male. E quindi per cui prepariamo. Qua poi si mette, tutto è troppo, fai metà più o meno. Sì? Magari teniamo da parte un mezza tazzina di acqua di cottura della pasta se serve per... No, metto un po' di olio di oliva. Guarda che è già molto... Lo so, lo conosco. Untuoso. I know it. È buonissimo. Conosco it. Processo brevettato, cosa vuol dire secondo te? Che è un modo di che è fare. ruvida come nessuno, quindi ti puoi grattare se è prurito perché è ruvida. Trattieni il sugo, tieni la cottura. Buono. Come la filatura al bronzo, che fanno la pasta ruvida, che così si pincia il sugo. Sì, ti metto il giubbotto di là, che figa che sei vestita stasera. Ma arrivo dal lavoro. Ah, ok. Buono. Ho cambiato solo le scarpe. Buono. Ma hai freddo? Ti alzo il riscaldamento?
Dove lo metti? No, ti alzo la temperatura. No, sono un po' Ah, cazzo. gelata io. Metti il like alle mie ferie. No, via Laura. E ti ho detto che erano matti, no? Guarda, mi hanno regalato il disastro di roba. Allora, gli oscuranti termici sia per dentro che per fuori. I cosi, non mi ricordo mai il nome, i zoccoletti, quelli per, da mettere sotto le ruote, no? Per stabilizzare il camper. E delle stuoiette. Adesso mi organizzo il tutto e via. Anche perché io adesso ho un piccolo impegno a Jesolo. E dopo andiamo al castello del Cataio, sì, però questo forse faccio un'altra puntina, questo sarà tipo i spezzoni, no?